Massimo Bracali al termine dell'incontro che il Castiglione ha perso a Grosseto, risultato di 7-3, diciamo così, la partita è durata giusto un po' per il primo tempo, si sono fatte sentire molto le vostre assenze, quindi è una situazione piuttosto, diciamo, complicata, era quella di venire a far punti a Grosseto, avete provato, i gol sono arrivati solo nella ripresa. Vabbè, sì, chiaramente è una pista difficile, è una squadra che è in grande salute, ci abbiamo provato, avevamo un po' di assenze, vabbè, non mi piace parlare degli assenti perché comunque gli altri ragazzi si danno da fare comunque, però abbiamo giocato con dei ragazzi giovani, non hanno mai comunque giocato in Serie A1 e la differenza è stata un po' quella. Il Grosseto è stato bravo a capitalizzare le occasioni che sono lasciate, insomma un po' per inesperienza, un po' perché loro in questa pista fanno un bel gioco, comunque è una pista difficile per tutti. Dopo il 4-4 col Giovinazzo sono arrivate un po' di situazioni difficili per il Castiglione che non riesce a far punti, il penultimo posto con 7 punti sono ancora tutte lì, diciamo che magari stasera era difficile far punti ma ci avete provato, avete tenuto sull'1-0 finché avete potuto, magari se possiamo dire la parte che dovevate sfruttare era forse quei 4 minuti di power play con un uomo in più per il Rossassigliero. Sì, sì, il power play chiaramente andava sfruttato meglio, comunque anche il Grosseto in power play ha fatto una rete, mi sembra proprio allo scadere dei minuti, non è facile, il portiere del Grosseto ha fatto una bella prestazione, comunque tutti i tiri gli sono arrivati, è stato sempre sicuro e ha fatto delle belle parate, insomma. Però. Giovinazzo, Novara sono queste le squadre su cui fare la corsa in questa seconda parte di campionato, come lo vedi? Sì, Giovinazzo, Novara, Forte dei Marmi, vabbè, poi c'è Breganzi che comunque ha fatto 3 punti poco tempo fa e sembra rientrato un pochino in carreggiata. Siamo tutte lì e ho detto ai ragazzi cerchiamo di arrivare alle partite che dobbiamo vincere tranquilli e sereni, senza squalificati soprattutto come abbiamo avuto queste 2 giornate e cercare di dare tutto quello che possiamo. Siamo una squadra giovane, io penso che il più grande ha 22 anni, a parte il portiere che ce n'ha 30, chiaramente paghiamo un po' di inesperienza e questo lo sapevamo dall'inizio dell'anno. Cercheremo di fare il nostro meglio in queste partite comunque che ci rimangono da qui alla fine del campionato. Allora, in bocca al lupo per la nostra terza squadra di Maremma, a cui teniamo però tantissimo, con la speranza ovviamente di riconfermarsi in A1. Crepi, grazie.